Come possiamo raffreddare i vini fino a portarli all'adeguata temperatura di servizio? Adesso andiamo a vedere quali sono i modi. Per la degustazione di oggi, i miei colleghi dell'Associazione Italiana Sommelier possono avvalersi di strumenti professionali. Le termovetrine hanno la particolarità di garantirci perfettamente la temperatura al proprio interno ed inoltre all'interno di esse è possibile, in vani separati, avere temperature diverse. Per gli appassionati di vino sono disponibili sul mercato delle vetrinette ad uso domestico a prezzi decisamente accessibili. Adesso andiamo a vedere un altro metodo per portare i vini alla corretta temperatura. Parliamo delle glassette. Le glassette storicamente nascono per il servizio dei vini spumanti, però non va mai dimenticato che sono molto utili anche per raffreddare qualsiasi tipologia di vino e soprattutto in tempi veramente rapidi. Ma se a casa non avete le glassette, niente paura, basterà avere un contenitore carino e pulito dove all'interno andrà messa acqua e ghiaccio, ma soprattutto le bottiglie da raffreddare prima della cena. E se a casa non disponete di una vetrina professionale e nemmeno di una glassette, non preoccupatevi, andrà benissimo anche il vostro frigo domestico. Mi raccomando, se parliamo di vini rossi, inseritelo all'interno almeno un'ora prima. Per gli spumanti e le bollicine, mi raccomando, almeno 2, ma se la fretta della serata ve l'ha fatta dimenticare all'interno, non preoccupatevi, portatelo a tavola, stappatelo, servitelo, una chiacchierata nell'attesa che arrivi all'adeguata temperatura e dopo cin cin!